Anzi, buon pomeriggio, buonasera, non so, buon pomeriggio a tutti gli amici di Mestre Mia, da Andrea Sperandio. Vi presento degli ospiti, ma poi li introdurrà Giovanni. Allora abbiamo Cinzia Perotti, che è la responsabile di un progetto, ma dopo ne parlerà Giovanni e ne parleranno loro assieme. Abbiamo l'allenatore di questo contesto, che non vogliamo adesso svelare cos'è, Fabio Toffanin. Davide Toffanin, esatto, prima ti ho chiamato Fabio. E niente, questo è il primo incontro del Sport Passione, Sport Educazione, è una rubrica che è dedicata allo sport della nostra città, è curata da Giovanni Armellin, e questo è il primo incontro di questa stagione primaverile. Ci troviamo dai fratelli Trevisan, siamo da Abitare 3, li ringraziamo tantissimo perché questa location ci ha dato la possibilità di effettuare tantissimi incontri letterari, divulgazione scientifica, incontri per parlare della città, è stato bello e noi vi ringraziamo. Eccolo lì, uno dei fratelli. Ciao Alessandro. Ciao. E a voi auguro una buona chiacchierata perché l'argomento è veramente molto forte e bello. Grazie. Grazie Andrea. Bene, cominciamo con questa puntata di Sport Passione, questo nuovo ciclo dopo l'autunno. In primavera cominciamo con un progetto che ritengo molto interessante, che è diverso da quelli che abbiamo presentato le volte scorse, che si chiama Baskin Mestre. Baskin Mestre è una costola, diciamo, del Basket Mestre, anzi è all'interno del Basket Mestre, dell'associazione Basket Mestre, che ha sviluppato un progetto di inclusione delle persone che hanno qualche disabilità e che ha portato sulla scena mestrina, cittadina e forse anche oltre, nel senso che si sta sviluppando anche al di fuori di Mestre, per dare la possibilità, attraverso un progetto molto interessante, alle persone che molto spesso non esercitavano uno sport perché erano tacciate di avere delle disabilità, a poterlo fare e a poter essere equamente far parte di un team di ragazzi, di giovani, e far parte di una squadra, sentirsi parte di una squadra, poter praticare uno sport, quindi fare uno sport per il proprio fisico, per la propria salute fisica, ma anche perché si fa parte di un gruppo, di una società, di un'associazione sportiva, e quindi sviluppare, come ho sempre detto, all'interno dello sport le persone, che è lo scopo fondamentale, secondo me, proprio dell'attività sportiva. Insegnare ai ragazzi e ai giovani l'educazione, i valori della vita, del sacrificio anche, e includere le persone. Adesso Cinzia Perotti, che è responsabile del Baskin, ci illustrerà che cosa significa Baskin innanzitutto, cosa l'ha portata, la spinta a questo progetto, che stamattina ci siamo sentiti telefonicamente, per lei è anche un motivo di soddisfazione, devo dire, ma anche ne ha parlato con orgoglio e passione, e secondo me la passione in tutte le cose che si devono fare è fondamentale. Quindi parlaci pure, Cinzia, di cos'è il Baskin e di come è iniziata questa avventura. Sì, intanto buonasera e grazie per questa opportunità che ci avete dato, perché è sempre per me appunto motivo di orgoglio parlare del Baskin. E che cos'è il Baskin? Intanto Baskin è basket inclusivo che appunto volge proprio all'inclusione a 360 gradi di tutto quello che è la disabilità e non. Nasce 20 anni fa a Cremona, chiedo scusa, e per volontà di Cappellini, che è stato il presidente per molti anni, ormai ha 20 anni il Baskin, e noi l'abbiamo incrociato perché a un certo punto avevamo bisogno di fare qualcosa per i ragazzi che diversamente nelle realtà sportive non erano adeguati, adatti per fare una competizione così come è canonicamente riconosciuta. Ne abbiamo parlato con Davide, quella volta ci siamo incontrati, era un giugno,
il quale Davide se n'è innamorato anche lui. Quindi questo in che anno si tratta? 2014, 2015, giugno 2014. Quindi è 7 anni che lo fa? Sì, 7 anni. Da lì la società a cui Davide quella volta per interposta persona appunto ne ha parlato è stata entusiasta e quindi ci ha subito accolto e ancora oggi ci sostiene e è motivo di orgoglio per noi, ma riscontriamo moltissimo orgoglio anche all'interno del mondo basket Mestre. E quindi da quella volta siamo partiti non sapendo dove saremmo arrivati, siamo partiti che eravamo in 6-7, oggi siamo un gruppo di 60 persone e quindi un gruppo che sì, è cresciuto nei numeri, nelle soddisfazioni, siamo a Mestre ma siamo anche a Venezia, siamo partiti purtroppo a Venezia tardi ma prima dovevamo strutturarci. E siamo partiti nell'anno dove era il 2019 in settembre e a gennaio abbiamo dovuto chiudere tutto. Quindi diciamo il progetto il progetto di Venezia è ancora a livello embrionale. Sì, ma diciamo che avere già iniziato su Mestre vi siete strutturati, avete tra virgolette messo le mani su Venezia per dare la possibilità anche alla Venezia insulare di poter sviluppare questo progetto inclusivo, quindi diciamo che il progetto parte da Mestre ma si sviluppa quasi pian pianino anche verso la provincia, no? Assolutamente, sì, ma c'è da dire una cosa, che a livello territoriale di Mestre ci siamo noi, a livello regionale noi abbiamo il vanto come Regione Veneto di essere una delle regioni che ha il più alto numero di squadre di basket a livello nazionale. Dopo di noi la Lombardia e l'Emilia Romagna poi a scendere, però il basket nel Veneto è molto sentito, molto giocato, è un progetto che nasce per la scuola, per cui Vicenza è un po' lo zoccolo duro del basket, con la professoressa Sira Miola che è anche attualmente entrata nel progetto EISI, perché in tutto questo mondo di basket che in 20 anni, perché nasceva 20 anni fa, si è talmente esteso che prima era gestito da Cremona dove era la base, poi c'è stata l'esigenza di costituire un ente di formazione, quindi nel 2019 si è costituito l'EISI. E adesso siamo entrati nel mondo del CIP, quindi siamo ufficialmente riconosciuti anche dal CIP. Siamo presenti anche all'estero perché appunto abbiamo fatto il primo campionato europeo a Bassano nel 2018 con la presenza di squadre della Grecia, Lussemburgo, Francia. Loro purtroppo ancora muovono i primi passi, quindi non hanno avuto modo di scontrarsi, quindi se l'è portata a casa la vittoria a Siena, quindi è rimasta in Italia. Però è uno sport che sicuramente ha dato ampio respiro per chi comunque ha delle difficoltà, ma secondo me anche per quei ragazzi che comunque fanno fatica ad integrarsi nei gruppi. E quindi è una lezione di vita, diciamo, non è solo uno sport, perché prendersi cura, perché i tutor sono quelli che accompagnano i ragazzi con difficoltà. Dare a un tutor la responsabilità di far crescere e supportare un altro ragazzo è motivo anche di crescita personale, è un motivo di autostima, è un motivo anche di sviluppare quelle attitudini che magari fuori non si è nella condizione di poterlo fare. Quindi il basket fa bene a tutti, è lo sport per tutti. E poi magari Davide mi aiuta per quanto riguarda proprio tutta la struttura tecnica ecco una cosa su questo, per spiegare alle persone che ci ascoltano, il basket è formato, come è formata la squadra? Perché noi abbiamo delle squadre, abbiamo basket Mestre, quante squadre ha innanzitutto e che fasce d'età, e soprattutto come devono essere costituite queste squadre e che tipo di struttura, regole ci sono, perché poi credo che ci siano delle particolarità su questo, no? Sì, penso che il punto di partenza sia proprio questo, e da qui secondo me si capisce veramente il basket. Chi può giocare a basket? Chiunque. Non c'è nessuno
che possa dire io non ho le caratteristiche idonee a poter partecipare al basket. Perché per giocare una partita di basket c'è bisogno di una squadra, di due squadre che si scontrano, e queste due squadre necessariamente devono avere giocatori di ambi sessi, devono avere necessariamente i 5 ruoli coperti. I 5 ruoli del basket sono ruoli che sono caratterizzati con dei compiti precisi, e questi compiti vengono assegnati anche in base alle proprie capacità psicofisiche. Si gioca alla pari nel senso che il ruolo 1 e il ruolo 2 sono dedicati a dei giocatori che non possono assolutamente essere in una situazione di contatto. Come diceva Cinzia, il basket nasce dal basket, questa specificità dell'in è avere la possibilità appunto per alcuni giocatori di essere nell'area protetta. Area protetta significa protagonisti del gioco quando i compagni ti attivano, ma non sei in una situazione di contatto, quindi ci possono giocare giocatori in carrozzina, giocatori che hanno paura o hanno problemi a gestire il contatto o anche semplicemente la palla. Possono però anche giocare dei giocatori che hanno delle disabilità non così gravi da impedire la partita tradizionale. Penso a tanti ragazzi con la sindrome di Down che non c'è motivo per inserirli nell'area protetta, giocano nell'area condivisa, ma giocano con delle regole diverse dal normodotato. I ruoli, come dicevo, sono 5, 1 e 2 giocano in area protetta, l'1 gioca seduto e tira su un canestro posto a 1,10 m, il 2 gioca in area protetta su un canestro di 2,30 m di altezza. Abbiamo poi un'area condivisa dove tirano i giocatori 3, 4 e 5, che è il classico canestro, la pallacanestro 3-0-5. Quindi di conseguenza di questo ragionamento voi capite che si gioca con 6 canestri, 3 per una squadra e 3 per l'altra squadra. Non mi addentro tanto sulle caratteristiche dei ruoli perché ci sono delle situazioni particolari, i 3 possono scegliere di tirare anche nei canestri più bassi, ci sono una serie di meccanismi che rendono questo gioco, che deriva dalla pallacanestro che già di per sé ha tante regole, ancora più complesso. Però è magico, perché ogni giocatore impara le proprie regole, quelle del proprio ruolo, non deve avere la consapevolezza completa del gioco. E quindi torno alla domanda: chi può giocare a basket? Chiunque può giocare a basket, chiunque può giocare e giocare da protagonista. E io penso che la cosa difficile da spiegare, ma quando uno vede la partita lo capisce subito, capisce che tutti sono protagonisti. Io ammetto il mio problema iniziale. Io mi sono approcciato a questo fantastico gioco grazie a Cinzia e Alberto, che è l'altro allenatore insieme a me dalla prima ora all'interno di questo fantastico meccanismo. Mi sono approcciato con l'idea: facciamo giocare dei ragazzi che sono meno fortunati, e fare qualcosa e mettermi al servizio. Io sono un privilegiato, non ho avuto nessun contatto con la disabilità per 30 anni, ho detto dedichiamo del tempo a chi è meno fortunato. Questo approccio, che paradossalmente è anche molto, diciamo, meritevole di lodi e di attenzioni, non è quello corretto, nel senso che non è che il normodotato che gioca la partita di basket è in funzione del giocatore con disabilità, ma sono entrambi protagonisti, hanno delle situazioni diverse, e entrambi nel gioco, che è un gioco agonistico, può essere più funzionale andare a innescare, a coinvolgere un giocatore con disabilità in area protetta, piuttosto che andare a perseguire un tiro del giocatore numero 5, che il numero 5 è il ruolo che caratterizza il giocatore normodotato. Quindi c'è un agonismo incredibile. All'inizio uno dice: ma come ci va tutto questo agonismo con dei ragazzi disabili? Ma la realtà delle cose, ti racconto brevissimamente due spunti che secondo me sono emblematici e chiariscono in maniera molto evidente questo concetto. Il primo lo racconto sempre, che è quello della maglia. Noi abbiamo fatto fatica i primi mesi a sbocciare un progetto. Dopo 3 mesi di fatiche in palestra in via Calabria tutti i pomeriggi a cercare di insegnare delle regole, di crescere come identità di squadra, siamo sbocciati con la consegna delle divise, perché una squadra ha bisogno della sua divisa. Da quel giorno lì noi siamo decollati. Lo racconto sempre, ma è ovvio, perché è una squadra. Quindi perdonami Davide, il senso di appartenenza di un gruppo, di una squadra, ha fatto la squadra, ha fatto decollare assolutamente il progetto.
Ma questa è una cosa bella, ma io credo che, lo vedo anche in mia figlia che fa triathlon, fa parte di una squadra anche lei, si sente talmente parte della squadra che a parte che non gli piace lo sport e quindi vuole continuare a farlo, ma il senso di appartenenza che ho visto, che l'ho toccato con mano, effettivamente su una bambina di 7 anni, a maggior ragione su tutti gli altri bambini e ragazzi. Io credo che sia un senso che forse noi adulti non lo capiamo o capiamo in parte, o forse chi ha fatto già parte di una squadra lo capisce di più, però per i ragazzi in generale, più o meno dotati, voglio dire, non è quello l'importante, far parte di una squadra, di un qualcosa, anche di una piccola società alla fine, società nel senso di un gruppo, è fondamentale. Questa è la mia impressione, ecco. Hai toccato, secondo me, il fulcro della situazione, e aggiungo, ancora più importante, il senso di appartenenza nel nostro contesto, perché regala a tanti ragazzi un'appartenenza di un contesto dove sono protagonisti, perché loro sono importanti, cioè i nostri ragazzi nel gioco sono importanti, quindi si sdoppia la cosa, faccio parte di un gruppo, siamo tutti quanti assieme verso un obiettivo contro un avversario, perché a volte logicamente l'identità si definisce anche tracciando la differenza con l'altro, ma sei protagonista, perché in certi contesti purtroppo per molti ragazzi disabili danno appartenenza, perché c'è veramente anche un tessuto sociale, l'ho scoperto in questi anni, straordinario, lì si riesce a dare appartenenza. Penso anche al mondo della scuola, ci sono delle belle dinamiche, però è difficile rendere i protagonisti. Sono troppo spesso assistiti, e qua vi racconto questo aneddoto che non ho mai rivelato a nessuno, però secondo me è giusto perché dà molto il senso dell'esperienza. Io mi sono approcciato al baskin dalla pallacanestro, da allenatore di pallacanestro, ho detto provo a fare allenatore di baskin, e pur col mio presupposto sbagliato, forzatamente, non emotivamente portato a farlo, ma proprio razionalmente, ho detto entro in palestra e li alleno, li correggo, mi arrabbio, esulto con loro, però anche provo a fare quello che so fare meglio, e quindi a vivere con passione, con determinazione, e quindi arrabbiarmi. Quindi abbiamo creato una squadra che è pari a tutte le altre. Assolutamente. E questo è fondamentale, perché li fai sentire importanti e non che gli manca qualcosa, ma anzi che hanno forse qualcosa in più sotto certi aspetti. E dall'altra parte io credo ci sia un aspetto anche di crescita personale di Cinzia, anche a parlare non solo con i ragazzi, i giovani, i bambini eccetera, ma anche con i genitori, no? I genitori credo che debbano avere in questo progetto inclusivo di Baskin anche loro un ruolo fondamentale. Forse tu che sei responsabile devi avere anche, tra virgolette, il ruolo di psicologa delle volte, o sbaglio? Nel senso che sì, non è... I genitori sono genitori sempre, sono genitori a 360 gradi, siano essi giocatori con o senza disabilità, per cui ci si arrabbia quando i ragazzi non vengono convocati, cioè le dinamiche sono per fortuna identiche, e quindi sì, in questo ambito il genitore è fondamentale, perché in una condizione tra virgolette di normalità magari il bambino può raggiungere, il ragazzo può raggiungere da solo la palestra, qui invece c'è sempre bisogno comunque che i ragazzi vengano accompagnati, e quindi già questo è comunque un'ulteriore difficoltà, perché dobbiamo anche mettere in condizioni tutti di poter giocare, quindi si attivano tutta una serie di situazioni affinché nella carenza, e quindi c'è tutta un'organizzazione a supporto. Ma la cosa che è magica secondo me è che nel gruppo, perché se c'è una squadra che è in campo e si allena, fuori c'è un gruppo genitori che si supporta, per cui nella difficoltà della gestione di queste dinamiche molte volte diventano proprio veicoli di confronto, di supporto, anche di amicizia. Di amicizia, infatti, perché noi abbiamo fatto delle feste molto importanti, abbiamo fatto dei capodanni insieme, abbiamo fatto la bellezza delle trasferte poi mangiare fuori, quindi le dinamiche sono veramente le stesse. Io però non smetto mai di entusiasmarmi quando parlo del baskin, perché è vero quello che dice Davide, nel senso che diamo un'opportunità ai ragazzi che diversamente probabilmente farebbero fatica ad avere una squadra dove
ma l'opportunità grandissima viene data ai tutor, perché noi abbiamo lo zoccolo duro dei tutor, nel senso che senza i tutor, ovviamente la squadra è fatta anche di questi, che si muovono tutti intanto con una forma di volontariato, per cui sono tutti ragazzi che vengono in palestra, che si allenano, che ci seguono, che fanno le partite, vengono in trasferta, e quindi già questo è nobile. Ma dietro c'è proprio questo trascinamento emotivo, di esperienza, proprio di umanità, no? Di cui noi abbiamo bisogno, ma come esempio, no? E quindi a quel punto vengono coinvolte anche le famiglie dei ragazzi che diversamente fanno anche un altro campionato, e quindi la platea si amplifica in questo senso. E riusciamo in qualche modo a far passare il messaggio positivo che la disabilità, tutti abbiamo dei limiti, e quindi tutti in qualche modo, però presi per quello che valiamo, noi guardiamo la parte della potenzialità. Il basket fa emergere la potenzialità del ragazzo, non la difficoltà. In una partita di basket la disabilità non la vedi, perché sono tutti messi in una posizione tale che ognuno riesce a dare il proprio meglio, e quindi ognuno fa per quello che potenzialmente riesce a fare e si azzera. Beh, d'altronde è quello che noi tutti siamo, ognuno di noi ha delle specificità, soprattutto delle abilità, e altre cose non le sa fare bene o non riesce a farle. Quindi messi nelle condizioni tutti noi di fare delle cose fatte bene, alla fine sono le stesse differenze che troviamo all'interno della squadra del Baschin, quindi è evidenziare le cose positive, evidenziare quello che uno riesce a far bene e dargli valore. Esatto. Questo è una cosa bellissima, devo dire. Devo dire che comunque la vostra umanità, che è permea dalle vostre parole, è fondamentale, però, perché quello che voi ragionate e dite è, oltre che nobile, è un esempio che spero che venga ripercorso da altre società e che questo movimento si possa allargare, perché guardate che io credo che l'esempio che voi date e che anche un po' vi nutrite da queste esperienze, perché credo che sia un interscambio reciproco, perché vi dà modo di capire che veramente la vita è fatta anche nella difficoltà, si impara, si creano oltre che delle esperienze, ma si cresce anche da un punto di vista emotivo e sotto tanti punti di vista, io credo. Cambia, il basket ti cambia. Credo di sì. Cambia proprio l'approccio alla vita. Da un punto di vista più che altro tecnico, da un punto di vista anche organizzativo. Le squadre sono 3, mi dicevate, no? Ecco. E sono per fasce di età oppure no? No, allora, noi abbiamo questi 3 gruppi, abbiamo un po' una squadra che è quella storica, che si è consolidata negli anni, poi logicamente noi per missione includiamo tutti, quindi il gruppo è costantemente in espansione, cerchiamo di avere un'omogeneità per ruoli, perché come dicevo prima c'è il numero 1 e il numero 2 in area protetta, e quindi ogni squadra cerchiamo di avere dei giocatori in grado di giocare in area protetta, dei giocatori 3 e 4 che sono disabilità più lievi, che consentono di giocare nell'area condivisa, ma devono essere entrambe le squadre, c'è il discorso di essere ambisessi, e quindi la divisione è questa, sapendo che dopo c'è anche un campionato da fare, anzi 2, perché c'è il campionato tradizionale, quello sperimentale. Come diceva prima Cinzia, abbiamo la fortuna di essere una regione traino a livello nazionale, opportunità di gioco non mancano, e quindi quello è un po' il criterio per cui noi andiamo a inserire i nostri ragazzi, sapendo che nel campionato tradizionale gli over 14 giocano. Noi abbiamo anche dei ragazzini più piccoli e dobbiamo cercare di inserirli negli allenamenti, nelle partite sperimentali o amichevoli. Nel vero e proprio campionato, per una questione proprio fisica, sono esclusi dal regolamento. Mi permetto di aggiungere questa cosa sulle potenzialità della nostra realtà. Noi con orgoglio siamo stati il primo club veneto a fare questa cosa qui, perché il Veneto traina tantissimo, ma grazie al mondo della scuola, perché il Baschin è nella scuola, non nella nostra provincia purtroppo, nel senso che noi ci stiamo provando in maniera logicamente un po' estemporanea. A Vicenza tutti gli studenti delle superiori, giocano a Baschin, tutti.
Quindi ci sono 2 insegnanti distaccati dal MIUR che girano gli istituti, tutti quindi abili e disabili, fanno un'esperienza di gioco. Bellissima sta cosa. Sì, bellissimo. Aggiungo una cosa anche un po' che invidio molto loro: nella provincia di Vicenza ogni volta che si mette in mano ad un impianto sportivo, la costruzione ex novo o un restauro, viene disegnata la tracciatura del baskin, perché il baskin rispetto alle linee della pallacanestro ha l'area protetta e quindi è una tracciatura in più laterale che purtroppo noi nei nostri campi non abbiamo, dobbiamo farcela ogni volta con i nastri. Ogni volta dobbiamo con i nastri. Ci arriveremo, è una questione secondo me culturale. Sì, dove secondo me ci arriveremo, però anche queste occasioni sono un'occasione per ribadire questo concetto. Sono orgoglioso però di una cosa, da mestrino, che voglio dire che il basket mestre col Baschini, col progetto Baschini, abbia iniziato questo percorso. Credo che forse, mi permetto di dire, anche il presidente Guglielmo Feniziani abbia anche lui forse dato il là, no? Lui ne è molto orgoglioso, assolutamente. Questa è una cosa molto bella. Quindi... È il nostro primo tifoso, che poi per ovvie ragioni non può esserci sempre, però lui c'è, con il cuore c'è sempre, anche qui. Bene. Quindi sono orgoglioso da mestrino che questo sia partito da Mestri. In tutto il Veneto la prima società sia il basket mestre con il Baskin, questa è una cosa bellissima, io devo dire, e mi fa estremamente piacere che ci siano dei mestrini, delle persone che si dedichino a questo, e spero veramente che questo progetto possa veramente andare oltre. Adesso siamo in un periodo di sospensione col discorso Covid e questo purtroppo è un elemento negativo, ma non possiamo farci niente, non dipende né da voi né da noi, dipende dalla regolamentazione che è stata instaurata appunto per evitare la pandemia e l'espansione della pandemia. Spero che a breve si possa riprendere e quindi sviluppare a Mestre, a Venezia, un po' in tutta la provincia, e che ci sia la sensibilità degli amministratori locali che possano pensare alle strutture, a una loro ristrutturazione, a una loro modifica anche per il Baskin. Ed è un esempio per il basket, ma dovrà essere un esempio, ove possibile, evidentemente anche per gli altri sport, perché credo che siete gli unici a creare la squadra, il Baskin, come gioco di squadra. Non ho sentito che ci siano tanti altri sport, ecco, se avete conoscenza. No, in realtà il mondo dei disabili ha tante opportunità. Sì. Anche qui nella nostra città ci sono tante realtà che purtroppo, limitate magari dal format del gioco, riescono a cogliere alcuni disabili e non altri. Ma noi diciamo sempre che il nostro gioco è un gioco complementare. Io faccio un esempio molto banale: quando c'è un ragazzino che è in carrozzina, che è in grado di muoversi da solo, è un peccato che non faccia altre esperienze. Penso al basket in carrozzina, penso agli amici del Black Lions del Terraglio che giocano a hockey in carrozzina, sono esperienze. È chiaro che però se uno non è in grado di muoversi da solo, e noi ne abbiamo di ragazzini così, non possono partecipare a queste bellissime esperienze di gioco, dove poi oltretutto è richiesta anche una capacità cognitiva, perché il Baskin riesce ad accogliere e a rendere protagonisti dei disabili cognitivi, quindi non soltanto la disabilità fisica, che secondo me riesce ad avere altri contenitori efficaci anche nel territorio, ma è veramente inclusivo di disabilità. Noi abbiamo dei ragazzi, pensiamo agli ragazzi autistici su tutti, però insomma è limitativo parlare soltanto del mondo dell'autismo, anche se potete immaginare che il mondo dell'autismo, sì, esatto, ogni caso fa storia a sé, e quindi diciamo che noi abbiamo questa fortuna di essere un po' il traino in questo senso. Sì, questo sì, ne siamo orgogliosi, siamo anche in grado, secondo me, di fare, è un termine un po' particolare, un po' più del mondo agonistico, però secondo me possiamo fare anche il reclutamento per altre realtà, perché appunto, dicevo, non esclude niente di poter fare, penso al calcio dei ragazzi con la sindrome di Down, piuttosto che il rugby. Non c'è una concorrenza in questo senso, sono opportunità, più ce ne sono meglio è. C'è un volontariato incredibile nella nostra città, a Mestre c'è veramente fermento, io ci credo anche culturalmente, lo dico, secondo me è un segno di civiltà, anziani, bambini e disabili, come ti relazioni con questi tre realtà è il segno del termometro della tua civiltà. Quindi... Volevo cogliere questa parentesi che ci avete dato proprio per far passare una cosa anche, cioè questo sport non è che va giocato solo dai ragazzi, perché noi abbiamo anche tutor che sono genitori
Per cui chiunque volesse approcciare, non è un problema di età o di capacità, perché poi ci si mette lì e ci sono i coach che danno la possibilità di... Per cui chiunque lo volesse provare, anche da tutor, noi li accogliamo. Quindi possiamo anche reclutare Andrea Sperandio? Volentieri, Ecco. assolutamente, quando vuole. Davide è qui e cominciamo gli allenamenti. Bene. Per chiudere, io vi chiedo una cosa a tutti e due. Che sogno avete nel cassetto in questo contesto del Baschin? Che obiettivi vi siete dati e che aspirazioni avete? Il sogno di Cinzia io lo so, quindi aspetto che lei lo dica serenamente. Io dico il mio molto, molto serenamente. Il mio sogno è che si riesca a creare un sistema per cui con grande normalità non ci siano nicchie, non ci siano tutte situazioni. Noi abbiamo scoperto che il mondo dei disabili è formato da tanti piccoli clan, perché alla fine che si autoalimentano, ma ci sia come esperienza sociale, motoria, sportiva, nella normalità di tutti di fare Baschin, di fare sport, che sia una cosa del quotidiano, perché il Baschin è entrato nel nostro quotidiano. Io spero che veramente nel giro di pochi anni con le prossime generazioni sia nella normalità delle cose fare un tipo di esperienza come quella che stiamo facendo noi. Bene. E tu, E lui è un tecnico, io invece sono più mamma. Sì. E quindi il mio obiettivo grande veramente, il mio sogno è quello per il quale io mi spendo, e Davide lo sa per quello, è che proprio riconoscere la dignità a questi ragazzi come a tutti gli altri, che abbiano la possibilità di poter scegliere in un contesto sociale senza necessariamente sottolineare quello che non si è in grado di fare, no? Quindi l'approccio deve essere veramente di serenità e di normalità, e quindi perché se io avessi un figlio con difficoltà, oggettivamente vorrei che quando esce fuori dalla porta fosse parte di questo mondo con i suoi pregi e i suoi difetti, e quindi senza necessariamente pensare a questa con e senza disabilità. È una persona, quindi la dignità della persona, questo perché a volte non è facile. Le famiglie fanno tantissima fatica e a me questo dispiace molto. Posso chiedervi una cosa? Se ci raccontate quali possono essere le difficoltà quotidiane nella gestione anche di ragazzi, le più ricorrenti, insomma, che comunque immagino abbiate imparato anche a superare poi di volta in volta. E un'altra cosa, ci raccontate un piccolo aneddoto che possa farci immaginare così uno scampolo, diciamo, di quello che è un allenamento, una partita, la gioia che provano, l'affetto che ricevono proprio da voi, l'abbraccio, cosa provano quando fanno un canestro, per esempio. Ah, sì. Ce lo raccontate? A me queste cose mi emozionano molto. Grazie. Perché comunque poi dopo ti lascio a quelle del campo. L'accoglienza in palestra è sempre un momento molto importante, perché quando integri un ragazzo devi essere molto attenta a che il ragazzo abbia un contesto che sia accogliente, perché poi loro sono molto severi, quindi se si trovano a disagio non li vediamo più. Per cui c'è un primo approccio genitoriale con i genitori per capire quali sono le cose che piacciono al ragazzo, cosa lo fa sentire a proprio agio, qual è il contesto che potrebbe essere più accogliente. E allora si crea la struttura. Molte volte abbiamo accolto ragazzi da soli perché il rumore, perché la confusione, e si mettono in pista delle strategie proprio per dargli il miglior creargli il minor disagio possibile affinché poi piano piano si integrano nel mondo della palestra. E quindi questo poi non avviene, lo facciamo oggi, va avanti questa accoglienza per mesi, no? E quindi c'è tutto proprio un processo di accoglienza e di integrazione. A volte si ha bisogno di persone, e quindi ok,
Poi ognuno di loro sicuramente risponde a delle affinità soggettive, no? Però questa cosa è troppo bella, te la lascio perché sono dei momenti bellissimi. Aneddoti ce ne sarebbero tanti e rischieremo di andare fuori tempo massimo. Uno che secondo me rende molto riguarda il nostro ragazzo Ale, nominato Super Ale da me, sindrome di X fragile, una sindrome che io non conoscevo prima di approcciarmi al baskin, sindrome genetica, il cromosoma X danneggiato, molto spesso confusi quelli autistici, ma stiamo parlando di due mondi, due realtà completamente diverse. Entra in palestra, lui esuberante fisicamente, uno dei nostri leader tecnici ancora oggi del gioco, e niente, 7 anni fa faceva canestro e dopo ogni canestro esultava tirandosi sulla maglietta alla Ravanelli dei tempi d'oro, testa nascosta, e quindi questa dinamica qua portava tutti quanti a volergli passare la palla perché era troppo bello vedere superare in questa esultanza. Da lì una lotta per me, perché non è funzionale al gioco risultare dopo un canestro Baschini, è come nella pallacanestro, il gioco è continuo, dopo l'azione d'attacco inizia l'azione di difesa. È una bella lotta, anche a male parole, nel senso che ho dovuto fare l'allenatore cattivo, quello del bastone, non quello della carota, Sì. ma dopo anni ci siamo riusciti, adesso siamo nel gioco, però voi potete immaginare l'ilarità di tutti quanti presenti, dei compagni che cercavano superare per il post canestro, diciamo. Ma ne avremo tanti altri. Questo è l'aspetto del canestro. C'è chi invece, qualche ragazzo, non entra in campo se non ha il suo tutor. E quindi ci sono anche queste dinamiche, la sicurezza, e allora bisogna, quando si creano queste sinergie, anche se in panchina il tutor non gioca, però deve essere presente per la sicurezza psicologica. La cosa che a me ha reso veramente, mi ha riempito il cuore negli anni, aver visto un ragazzo che non entrava mai in campo da solo, e non entrava, e parliamo di Niccolò, che lui non entrava mai da solo, entrava sempre con la sua tutor, con la Giovanna, e senza la quale lui non entrava nell'area protetta, non faceva niente. Un giorno ha detto a Giovanna: adesso vado da solo. Bello. Io lì Posso chiederti da quanti anni fai questa noi cosa? noi siamo partiti insieme, sono 7 anni. 7 anni. 7 anni. Allora ti dico una cosa: 7 anni fa un amico, un caro amico, sapevo che faceva delle attività alternative, abita un po' distante da me, ma diciamo che 4-5 volte all'anno ci si vede, e un giorno mi dice: guarda, non venire domani perché domani vado dai miei ragazzi. E allora io, scusate questo intramezzo, però rende molto bene l'idea. Allora gli dico: da chi ragazzi? Dice, io una volta alla settimana vado nell'istituto, mi fa il nome, dove ci sono i ragazzi con la sindrome di Down, no? Gli ho detto, guarda, fai una cosa bellissima, perché penso che è un regalo, hanno bisogno, no, di... No, dice, non sono loro che hanno bisogno di me, sono io che ho bisogno di loro. Ecco, diciamo che questa riflessione, ve lo giuro, dopo 7 anni, io ogni volta che si affrontano questi temi, la ricordo, perché mi ha fatto riflettere tanto su questa questione. È così. È proprio così, me lo confermi a questo? Assolutamente. È più quello che prendi. Quello che assolutamente. Quello che mi è pesato di più in questo anno e mezzo ormai è non averli, perché è stato faticosissimo, perché loro ti riempiono l'abbraccio, il 5, l'urlo, il fatto che ci sono, e che il fatto, purtroppo alcuni di loro li abbiamo visti regredire in questo momento, quindi, ma non a livello di baskin, che si recupera proprio anche tutte le loro crescite che hanno fatto a seguito di tutte le loro attività sono state spazzate via proprio da questo momento di chiusura, e questa è una sofferenza immane. Certo. E quindi no, assolutamente, cioè, io parlo per me. Ho moltissime esperienze di volontariato in altri ambiti che non sto qui a dire, però nel volontariato
c'è sempre un arricchimento personale e io dico sempre ironicamente che il volontario è estremamente egoista perché lo fa per sé, Esatto. assolutamente. Ultimo aneddoto. Ho visto una mia cara amica poco tempo fa a passeggio e sapendo che abbiamo diverse attività come associazione e sapendo io che è un po' in crisi con l'età, con il marito, con la famiglia che sono cresciuti, sai, sono quei momenti così. Eravamo ad un funerale, siamo usciti, abbiamo fatto un pezzo di strada assieme e mi fa: io sento la necessità, ho bisogno di fare qualcosa del volontariato, qualcosa. Però tu hai ragione, perché siamo egoisti e forse lo facciamo anche per noi, capito? Ma questo per dire che è una cura che poi entri nel meccanismo e forse parti essendo, diciamo, egoista, però poi alla fine sicuramente ne esci soddisfatto e cambiato. Diciamo però Andrea che è un sano egoismo, perché quel Sì, sano egoismo a livello dà- emotivo, ti dà a te ma anche a loro ti dà tanto, voglio Certo. dire. a loro gli Quindi, dai la assolutamente. potenzialità di fare, però a te rientra molto. Ecco. A livello, arrivi a casa la sera che sei veramente soddisfatto, un loro canestro, un loro successo, un loro minimo miglioramento, cioè tocchi il cielo con un dito. Bello, bello. Prima che tu vada in chiusura, Giovanni, da parte di maestra mia avete, diciamo, qualcuno che vi ascolta, che vi segue, che è anche disposto a, non so, a condividere con voi qualche iniziativa, eventualmente forse. Siamo onorati di questo. Mamma mia. Basta che In primis da questo incontro. basta che insomma. sì, perché assolutamente. magari tante Certo. volte uno dice ma No. no, ma cosa faccio, non li conosco bene, no. No, assolutamente. Cioè, le porte sono non aperte di più. I contatti ci sono perché possono scrivere tranquillamente alla segreteria del Basket Mestre senza nessunissimo problema, ai numeri della società Sì, sì. rispondono, poi ci mettono in contatto, per cui i canali ci sono tutti perché li abbiamo, Instagram, Facebook, cioè qualsiasi tipo di canale si voglia, noi ci siamo e siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta. Sfrutteremo un po' il canale di Mestre Mania. Assolutamente, ma loro sono contenti anche perché credo che sia Assolutamente. Mamma mia, Mamma ma mia. poi, cioè, voglio dire, se parliamo di noi. Sì, sì. esatto. Dei Parliamo nostri di noi, ragazzi, della parliamo dei nostra nostri ragazzi, gente. io ho 2 figli, Parliamo di noi. lui ha figli, Assolutamente. cioè parliamo della nostra società, Della nostra se gente. vogliamo fare e diventare una bella famiglia, questo è il sistema, io non ne Assolutamente. conosco altri, cioè quello di essere assieme, uniti nelle gioie e nei dolori, cioè nel Assolutamente. senso che si esulta quando si vince e si soffre insieme quando si perde o quando c'è Per qualcosa carità, che non per va. carità. Comunque questa sera abbiamo imparato anche delle cose nuove, oltre al fatto che esiste un baskin, che esiste una squadra inclusiva, che esistono dei valori. Una cosa che mi ha colpito, che hai detto tu Cinzia, è quello della dignità. La dignità molto spesso ci dimentichiamo che è un concetto che è fondamentale per tutti, non solo nello sport, ma la dignità riguarda tutti noi, che le persone più o meno fortunate, il rispetto e la dignità sono fondamentali e credo che l'insegnamento, oltre a tutti gli altri ovviamente, sia un aspetto fondamentale. Quindi, un po' chiudendo la nostra intervista, innanzitutto vi ringrazio di essere stati qui con noi stasera, ringrazio il Basket Mestre, il Baskin Mestre Assolutamente. e tutte le realtà sportive che fanno qualcosa, dando un segnale anche alle famiglie che in qualche modo sono meno fortunate sotto alcuni aspetti, ma che voi stessi date la disponibilità per accogliere le persone che hanno delle disabilità e che possono sviluppare e anche progredire nell'ambito di una squadra, di un team, nello sport. Quindi sono veramente contento di avervi avuto e vi ringrazio tantissimo. Vi saluto, salutatevi tanto Guglielmo Assolutamente. e forza Mestre. Assolutamente. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Forza Mestre, a presto.